Nel mondo del lavoro ci sono settori in cui la presenza femminile è ancora poco rappresentata e dove spesso le donne si trovano a dover dimostrare il loro valore in contesti considerati prevalentemente maschili. Eppure ogni giorno queste donne dimostrano che non ci sono limiti per chi ha la determinazione, la volontà e la passione di fare la differenza. Oggi ascolteremo le storie di donne che con coraggio e forza hanno intrapreso percorsi professionali in ambiti considerati maschili, diventando esempi di ispirazione e modelli di riferimento per tutti noi. Puoi raccontarci chi sei e qual è il tuo ruolo attuale e in che settore lavori? Mi chiamo Anna, ho 20 anni. Grazie ad un progetto di catalogazione ho conosciuto tutto il reparto della produzione, magazzino e mi ha colpito abbastanza. Io sono Diletta, ho 21 anni e lavoro qui in Sincro da circa un anno e sono addetta all'assemblaggio. Sono Giorgia, ho 28 anni e attualmente sono coordinatrice del reparto di assemblaggi. Io sono Campagnaro Sabrina, ho iniziato questo lavoro 25 anni fa. Io mi chiamo Florentina, lavoro come addetta all'assemblaggio. Mi chiamo Elena, sono in questo settore da circa poco più di un anno e mezzo. Mi chiamo Francesca, lavoro qui dal luglio 2021. Quali sono state le maggiori sfide che hai affrontato come donna in un settore tradizionalmente maschile? Penso sia una questione caratteriale. Se non ti poni al di sopra di o al di sotto di, si riesce a trovare un equilibrio. Sono pochissime le cose che riuscirebbero a buttarmi giù e quindi c'è un equilibrio. Deve esserci un equilibrio in tutto, indipendentemente da donna o uomo. Un equilibrio è necessario. Qual è la qualità personale o il punto di forza che potrebbe aiutare una donna ad emergere in un contesto lavorativo come il tuo? Secondo me l'empatia ti aiuta a capire sia a livello tecnico che umano le persone con cui stai lavorando e riuscire anche a creare un equilibrio in fatto di team. Allora, considerando che la donna ha molte qualità, la precisione che ha nel fare il proprio lavoro, qualsiasi tipo di lavoro. Cosa ti rende felice nel tuo lavoro quotidiano? Mi rende felice comunque l'apprendimento continuo e il lavoro di squadra soprattutto. La cosa che mi rende più felice è il fatto di poter continuare ad imparare, ad apprendere nuove conoscenze e mi sento soprattutto supportata non solo dal team ma anche dalla mia responsabile. Il sentirsi compresa e incoraggiata ti motiva a fare sempre di più e a fare sempre meglio. Come hai cominciato a lavorare in questo ambiente? È stata comunque una bellissima sorpresa perché io ho trovato veramente una famiglia, mi sono sentita comunque accolta ed aiutata nei momenti di difficoltà, soprattutto perché la manualità per me è una cosa nuova. Come gestisci l'equilibrio tra vita professionale e personale in un settore come il tuo? Parola d'ordine, organizzazione. Non è un settore molto facile, semplice per una donna, soprattutto che ha una famiglia e soprattutto se fai nel tempo libero delle cose che ami, in modo da scaricare la tensione, tutti i dolori, lo stress. Se potessi tornare indietro e dare un consiglio a te stessa quando hai iniziato, quale sarebbe? E intanto non aver paura, poi comunque essere curiose e determinate. Innanzitutto io direi a queste ragazze che non devono aver paura. Io mi consiglierei di credere di più in me stessa. Essere più decisa, determinata sugli obiettivi. Il mio consiglio è quello di credere in se stessi, delle proprie capacità, di non aver paura di entrare in un ambiente in cui non si hanno le competenze, perché attraverso l'impegno e la forza di volontà si hanno delle opportunità di crescita sempre. Le esperienze che abbiamo ascoltato oggi ci mostrano un aspetto fondamentale. Il mondo del lavoro non ha confini di genere, o meglio, non dovrebbe averne. Ogni donna che intraprende un percorso in settori come quelli descritti finora non sta solo contribuendo al proprio percorso professionale, ma sta anche aprendo porte, sfidando stereotipi e dando forma ad un futuro più equo e inclusivo. Ma la vera domanda è: come possiamo fare tutti per supportare questo cambiamento?
Come possiamo rendere il lavoro un luogo dove ogni persona si sente valorizzata per ciò che è e per il suo contributo, senza essere limitata dai pregiudizi? Forse la risposta sta nel contribuire ad ascoltare, nel dare spazio e nel riconoscere il valore unico di ogni persona, perché il contributo di ogni donna è essenziale, non solo in settori considerati tradizionalmente femminili, ma ovunque. Ogni passo avanti che facciamo insieme è un passo verso un mondo del lavoro più giusto, un mondo dove, indipendentemente dal genere, il valore di una persona è quello che conta davvero.